La Civica Orchestra di Fiate Giuseppe Verdi, città di Trieste, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e il contributo della Fondazione Kathleen Foreman Casali, presenta Aperitivi in musica di e con Giovanni Baldini. Per parlarvi del genio abbacinante di Danil Trifonov, uno degli astri della giovane generazione di pianisti, vorrei fare un confronto con un altro gigante, ossia con Lang Lang. Entrambi, come vedremo nei video, hanno eseguito come bis il valzer brillante opera 18 di Frédéric Chopin, ma per così dire le loro interpretazioni si pongono agli antipodi. Vedremo dunque assieme perché Lang Lang sia effettivamente un grande pianista, ma Trifonov sia un grande musicista. L'inizio è eseguito in maniera mirabile da entrambi. Nell'episodio nuovo sentiamo cosa fa Lang Lang. Perché questa esagerazione? Perché questo compiacimento? Vediamo invece l'elegante raffinatezza di Trifonov. Poche battute più avanti, pensavamo si trattasse di un valzer, invece la cannonata di Lang Lang ci fa pensare ad una polacca. E anche in questo caso il contrasto fra il tocco e la frenata melensa è opinabile. Ecco l'eleganza, ecco il tocco raffinato, ecco la leggiadria che bene si contestualizza in questo valzer. Ma non è finita qui. Terrificante, il valzer si trasforma in una polka e le movenze scimmiottano quella che dovrebbe essere una giusta e corretta interpretazione. Pur avendo delle mani incredibili, una tecnica superba, Lang Lang ha scelto di spostare l'attenzione non sulla bellezza del brano, ma su di sé, sulla performance. Se invece vogliamo un finale brillante, ma senza parodie, senza scimmiottamenti, allora ascoltiamo Trifonov.